Vincenzo Santapaola, e comunque insomma l'autore degli accertamenti è l'ispettore Beneduce, che può darvi ogni delucidazione. Finisci. Lei poc'anzi, a domanda del pubblico ministero, che le chiedeva in ordine ad una autovettura che era stata avvistata nei pressi del rifornimento Agip, ha dato un'indicazione su un'autovettura, appunto un'autovettura Peugeot targata CT 92 54 66, ed ha poi detto che l'intestatario di questa autovettura era tale Marchese Vincenzo, fratello di Alfio, intestatario del telefono cellulare in uso al nucleo familiare di Benedetto Santapaola. Sì. Ecco, è in grado di dirci il numero di utenza telefonica Lei a pagina 31 della sua CNR, della CNR a sua firma, fa un riferimento a questo numero di apparato telefonico cellulare. Sì. Quello lei dice intestato a Marchese Alfio? Sì. Sì, questo è lo 0337 95 1401. Ecco, mi vuole cortesemente, glielo dico per l'ultima volta perché non l'ho mai appuntato, qual è l'utenza invece cellulare cui ha fatto poc'anzi riferimento con riguardo al contatto telefonico con 4 Luni? Mi pare di 88 6408. 88? 88 64 08 08. Qui siamo anche in epoche diverse. Ecco, in epoche diverse. Ecco, che epoca è, a che epoca risale? Nell'88 6408 ci troviamo nel marzo del 92, nei mesi successivi ci troviamo poi nell'indagine che lei definiva del Viale Ionio, cioè questo che si conclude nel novembre del 92. Lei, sempre consultando eventualmente gli atti a sua firma, ci può dire questa utenza 0337 95 14 01 in che periodo esattamente, con riferimento ad alcune telefonate? Se mi aiuta nella ricerca. Ecco, è pagina 31. Qui siamo nell'agosto del 91. Quindi, cioè, questo periodo è precedente a quello del marzo del 92? Sì. Agosto, anche il settembre del 91. Mentre l'88-64-08 si riferisce al marzo del 92. 92, successivo. Lei è in grado di dirci, sulla base di eventuali tabulati, se anche da questo numero telefonico, cioè a dire il 95 14 01, risultano contatti telefonici con 4 Luni?
Diceva se risultano contatti? Se diciamo dai tabulati che sono allegati alla CNR del 9 novembre 92, se lei è in grado di dirci se dall'utenza telefonica o in arrivo o in partenza sull'utenza telefonica 0337 95 14 01 ci siano stati contatti con utenze telefoniche riconducibili al 4 Luni. Mi pare di sì, ma questo va verificato e comunque probabilmente andrebbe chiesto a chi ha fatto l'indagine direttamente. Presidente, soltanto un attimo. Cioè, io in questo momento non riesco. Lei ha gli allegati alla CNR? No. Negli allegati alla CNR vi sono anche i nomi delle utenze che sono state chiamate. Certo. Presidente, con il consenso della Corte posso fare un'osservazione. Io sono taciuto finora, ma non ritengo di doverlo fare oltre. Il dottor Manganelli, sull'attività, è vero che è un atto anche a sua firma, anche se ha ripetutamente detto che materialmente non l'ha redatta lui e che non ha nemmeno partecipato alle indagini, ha detto che se ne è occupato l'ufficio, ed è un primo rilievo che intendo fare. Subordinatamente credo che, mi pare che questo tabulato sia già agli atti del fascicolo del dibattimento. Da ultimo e più importante, Presidente, il dottor Manganelli non era stato citato sulle circostanze relative a questi accertamenti, ma era stato citato sulle circostanze relative al riscontro Samperi-Gran Caglione. Ora io dico, non questa volta, non voglio mettere griglie formali, ma mi pare proprio per un problema di tempo e di economia processuale che il prosieguo di un'indagine, per dire, di cui alcuni atti peraltro sono già al fascicolo del dibattimento, io penso che nemmeno il pubblico ministero intenda spendere inutilmente il suo tempo, però di fatto oggettivamente stiamo compiendo un'indagine che sotto diversi profili, è quello dell'economia e quello anche, diciamo così, ma lo dico solo in via subordinata, della ritualità, è un'indagine che non può essere fatta su queste circostanze. Presidente, il dottor Manganelli è chiamato a rispondere sul capitolato di prova che riguarda l'attività investigativa di riscontro in ordine alle dichiarazioni rese da Samperi Severino Claudio. Io credo che l'avvocato che ha preso oggi la parola non sa, né può saperlo probabilmente, che se il collaboratore di giustizia Severino Samperi Claudio abbia fatto riferimento nelle sue dichiarazioni a 4 Luni Aurelio, che non è personaggio di questo processo, e quindi già la sua osservazione parte da un presupposto non verificato, cioè non ha verificato, né forse poteva farlo, se 4 Luni Aurelio è un personaggio di cui il collaboratore ha già parlato. Quindi sotto questo profilo l'attività di riscontro che il dottor Manganelli ha svolto può essersi svolta, e il fatto che abbia citato 4 Luni Aurelio è dimostrazione del fatto che il personaggio era già emerso nel corso di quelle indagini. Secondo profilo, le attività di indagini relative al Viale Ionio costituiscono, poco importa se attività precedenti, ma costituiscono certamente un riscontro a delle indicazioni che ha dato Severino Samperi. Terzo punto,
il fatto che si tratti di allegati già del fascicolo del dibattimento, a parte il fatto che devo verificare, sono stati prodotti alcuni tabulati e in questo momento non sono in grado di verificare se nel fascicolo del dibattimento come prova documentale sono già entrati a far parte questi tabulati, però in ogni caso l'indicazione che il dottor Manganelli ha dato su un'utenza telefonica che, guarda caso, è indicata anche in questi tabulati che sono allegati ad una CNR a firma del dottor Manganelli, impone subito una verifica per accertare questi contatti, per accertare qualcosa in più di quello che sino adesso è stato detto. Quindi il pubblico ministero chiede alla Corte di essere autorizzata a mostrare al dottor Manganelli l'allegato numero 35 della CNR del 9 novembre del 1992 e al fine di formulare alcune domande. Il pubblico ministero può procedere. Noi vorremmo, appunto, alla luce dei tabulati che sono allegati alla CNR, vorremmo chiedere al dottor Manganelli se il numero 886408 sia il numero chiamante o il numero chiamato, se cioè l'886408 sia proprio il numero che egli ha detto poc'anzi riconducibile al Santa Paola, ai figli di Santa Paola, o se non sia piuttosto l'utenza riconducibile proprio al 4 luglio. Veramente, dottore, non ha detto riconducibile ai figli di Santa Paola, perché Avvocato. poi sulle mie domande ha modificato dicendo Bene, non incide sulla sostanza della domanda, la precisazione. Avvocato, ma è stato questo proprio l'oggetto della discussione? Sì, però poi alla fine ho concluso Ma dicendo infatti, ma proprio di questo stiamo discutendo, avvocato. Cioè, in quell'allegato, al 4 luni Aurelio sembrerebbe da questa. e cioè quel numero 886408 sulla base del tabulato che lei ha in visione, a quale nominativo viene attribuito? A 4 luni Aurelio. Quindi è una cosa un po' diversa, se non erro, rispetto. Lei poc'anzi aveva parlato dei contatti o del contatto tra una utenza in uso, in un primo momento aveva detto ai figli di Santa Paola e 4 luni. Però ha sentito la domanda, dottore? Cioè, chiedevo se questo numero è il numero che all'inizio lei ha detto si può ricondurre ai figli di Santa Paola o se sia piuttosto il numero in uso a 4 luni Aurelio. Oh, in uso è intestata a 4 luni Aurelio. Quindi è l'utenza con cui 4 luni Aurelio ha avuto il contatto, qual è? 886408, su cui 4 luni ha avuto il contatto? Cioè l'altra utenza chiamata, cioè ci sono due utenze, per esserci un contatto due utenze, uno è l'886408 Ah, cioè io ho ricondotto a Vincenzo Santa Paola l'886408 e ho sbagliato a leggere. Quindi l'88 6408 è l'utenza, è l'utenza del 4 luni Aurelio. ecco, è l'utenza viceversa che
lei all'inizio ha attribuito ai figli di Santa Paola, riesce a dirci qual è, anche sulla base di quello che ha già detto? È un'utenza che fa parte di una pregressa attività investigativa, ritengo che sia in quest'altra parte. Ora il problema è che gli uffici sono anche organizzati in modo tale che c'è chi fa le indagini e chi le dirige. Probabilmente se le stesse domande le fate a chi ha fatto l'indagine vi risponde anche a memoria. Io devo guardare no, dottore, quindi questo è sin troppo chiaro. Se riesce a farlo, dottor Manganello, in tempi brevi, noi risparmiamo tempo, perché diversamente dovremmo citare la persona che ha fatto l'indagine. Purtroppo dobbiamo ricorrere a questi strumenti. No, io non sono in grado di dire con quale utenza parlare. Non è in grado? Non sono in grado di dire qual è il numero dell'utenza con cui ha avuto i contatti con Forse c'è scritto, se c'è scritto. Ecco, io vorrei sapere soltanto da lei se ci conferma, sulla base della CNR del 9 novembre del 1992, qual era l'utenza telefonica che sulla base di quella attività di indagine risultava intestata a Marchese Alfio. Sì, se mi ricorda la pagina. Pagina 31. Pagina? 31. È la 0337 951401. Lei sa se il 4 Luni è stato arrestato o comunque controllato in occasione dell'arresto di qualche latitante? No, non lo so. Sulla base delle sue indagini, credo che a qualcosa avesse fatto già riferimento poc'anzi, lei è in grado di dirci se il Santa Paola in anni precedenti era stato latitante nella zona di Caltagirone? Sì, si era detto incontrata Bonsignore. Lei non è in grado di dirci che distanza, probabilmente non è dei luoghi e quindi non è in grado di dirci la distanza in linea d'aria tra le due? No, non lo conosco. Non ci sono altre domande? Presidente, una domanda io sul punto proprio. Sì. Senta, dottor Manganelli, mi perdoni, ma solo per chiarezza assoluta. Allora, per quello che lei ha detto, l'88-6408 è intestata a 4 Luni questa utenza. Allora il figlio di Santa Paola non c'entra completamente nulla con questa storia dell'88-6408. No, c'entra nel senso che è lui che contatta, cioè l'utenza nella cui disponibilità accertammo in attività investigativa pregressa è utenza intestata a Marchese Alfio, dalla quale utenza, che noi riteniamo essere stata nella disponibilità di Vincenzo Santa Paola, sono partiti dei contatti telefonici con l'utenza di 4 Luni Aurelio. Del resto era assolutamente chiaro questo, avvocato Napoli. Non per me, Presidente, ora vi è chiaro. Anche per lei. Grazie. Sì. Allora, altre domande? Avvocato Russo? Può andare, dottore, grazie. Il signor Castro Alessandro. Quello è un altro elemento che viene prima. Sì. Il signor Castro Alessandro, sì. E nella lista di chi è il signor Castro? Presidente, mi manca Francesco. Mi manca la copia di questa lista, comunque non ha nessuna importanza. Si accomodi, signor Castro. La lista presentata dall'avvocato Calì nell'interesse di tanti integra anche arcidiacono Francesco. Era difensore prima, ecco perché lei lo troverà nella lista Calì. Sì, certo, è testerò. Vuole leggere la formula del giuramento il signor Castro intanto?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Dovremmo verbalizzare le sue generalità complete, nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Sì, Castro Alessandro, nato a Catania il 15/11 del 55, residente sempre a Catania, via Federico De Roberto 12. E procede l'avvocato Russo? Procedo io, Presidente. Avvocatessa Rizzo, sì. Signor Castro, conosce Arcidiacono Francesco? Sì, Conosce la MAFA? sì, Lei ha ottenuto un finanziamento dalla MAFA? sì, E le sono stati applicati dei tassi superiori a quelli correnti sul mercato finanziario nel momento in cui otteneva questo finanziamento? non credo. Non credo, chiarisca. Sì, no, perché non sono un tecnico bancario, le posso dire solamente che gli interessi che mi venivano applicati erano quelli di regola e a fronte di questi interessi mi veniva emessa una fattura al totale della differenza. Perfetto. Signor Castro, lei quindi ha frequentato gli uffici della MAFA? Sì, Lei per caso ricorda se per terra c'era della mochetta azzurra? no signora, io mi ricordo che c'erano non so come chiamarle, delle mattonelle di marmo. Quindi non c'era della mochetta? No, per non terra? c'era la mochetta. Signor Castro, lei lavora all'Avis? Sì, almeno fino al 17 di maggio di quest'anno. Quindi ha lavorato all'Avis? Sì, per 18 anni. Vorrei fare una domanda. Generalmente quando si noleggia un'auto all'aeroporto, rispetto all'ora che indicano nel contratto come ora di uscita, perché nel contratto dell'Avis lei ce l'avrà presente, viene indicata un'ora di uscita, quanto tempo passa prima che l'auto venga consegnata alla persona che l'ha noleggiata? Beh, le chiavi vengono consegnate al momento della conclusione del contratto, però chiaramente il cliente è tenuto ad andarsi a ritirare la macchina che si trova nei parcheggi che sono esterni all'aerostazione. Quindi dipende da quale aeroporto ha preso la macchina. Dico, generalmente quanto tempo può passare dal momento della compilazione del contratto, quindi l'ora di uscita esce mentre si fa il contratto si mette l'ora di uscita? Sì, l'ora di uscita si mette nel momento in cui il cliente firma. Viene data la chiave dell'autovettura, Esatto. ma l'autovettura non è immediatamente No, disponibile. l'autovettura si trova nei parcheggi che sono sempre esterni all'aerostazione. Quindi chiaramente se lei prende una macchina a Roma oggi impiega 20 minuti, se prende una macchina a Milano ne impiega di più, a Catania un quarto d'ora, dipende sempre A Genova? Come? A Genova? Genova gli aeroporti sono esterni, quindi l'ufficio Avis è al primo piano dell'aerostazione e i parcheggi sono all'esterno dell'aerostazione, quindi un po' di tempo passa. Mezz'ora, tre quarti d'ora? Vabbè. Nessun'altra domanda, signor Presidente, era solo su questo. Il Ministero domande? Sì, questo non ce l'ho io l'articolato. Mi scusi, probabilmente la domanda già è stata fatta, la rifaccio io. Lei è stato nella sede della MAFA? Sì. Ecco, ci vuole dire esattamente dove è ubicata la MAFA? La MAFA, che fin quanto presumo che sia esistita, era in piazza Michelangelo. Questo ha preso un finanziamento dalla MAFA, ok? Non capito perché c'entra l'aereo. E ci vuole dire esattamente, guardando diciamo verso la montagna, tanto per intenderci, dove si trova questo palazzo nella piazza Michelangelo? Al nord di piazza Michelangelo. Cioè, mi faccia capire, è il palazzo che fa angolo tra il viale, come si dice, viale Veneto e la piazza Michelangelo? Viale Veneto e piazza Michelangelo, al nord. Viale Vittorio Veneto. Cioè tra viale Vittorio Veneto e la piazza, è così?
Se lei mi dice guardando la montagna, io ce l'ho di fronte. Il piano, Il piano non mi ricordo, onestamente non me lo ricordo. non si ricorda se... Le posso dire che guardando dall'ufficio dove io normalmente andavo, si vedeva la villa dove c'è la banca agricola e tinnearia. Ecco, si vedeva, quindi è un piano alto? Sì, un piano alto comunque, non era un piano basso. Quali sono state le occasioni in cui lei si è recato alla Mafa? Io mi recavo alla Mafa per diversi motivi, sia per riscuotere il pagamento delle fatture Avis, che nelle occasioni in cui ho avuto la necessità del prestito. Non ci sono domande. La difesa deve completare l'esame? Può andare, signor Caschi. Grazie. Introduciamo il signor Di Bella Rosario. Presidente, le chiedo scusa, è lei che indica l'ordine dei testi, ovvero possiamo permetterci di inserirci? Sì, avvocato. Di Bella, Bonasia, Pappalardo, Virgata e Sgro Basile. E poi faremo la pausa, penso. Ecco, quindi per la lista testimoniale di Orofino se ne parlerà nel pomeriggio? Se i testi sono presenti, sì. Sì, sono tutti presenti. Che mi risulti sono tutti presenti. Io li sto chiamando nell'ordine in cui sono presentati. Non potrebbe consentirci una digressione? Mi pare un po' inopportuno nei confronti delle persone che sono state chiamate. In questa posizione ci sono altri due testi, c'è una domanda soltanto. Presenti, sono Di Bella e Pappalardo. Infatti abbiamo chiamato Di Bella Rosario e poi in mezzo c'è Bonacia o Bonasia e poi c'è Pappalardo. Presidente, scusi, sono l'avvocato Carino. Per i testi citati oggi... Non lo vedo dove è avvocato. Sono qui in fondo, Presidente. Ah sì. Per i testi citati oggi vi era il legale rappresentante pro tempore della ditta Bartolini, solo che ho avuto modo di apprendere che in realtà è venuta altra persona e allora al fine di poterlo liberare, non appena verrà esaminato questo testo, lo potremo chiamare? Sì, avvocato. La ringrazio. Allora, il signor Di Bella Rosario legga la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, dovremmo verbalizzare le sue generalità complete, nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Di Bella Rosario, nato a Catania il 4 febbraio 1958, residente in Estelbianco, via dei Tulipani 13. Volete servizio, può procedere. Signor Di Bella, dottor Di Bella, lei che professione fa? Dottore commercialista. Lei è stato commercialista di Marsiglione Francesco a partire dall'anno 1987? Sì, sono stato il commercialista della Framar SRL e del signor Marsiglione Francesco. Perfetto. Mi sa riferire se Marsiglione ha mai percepito un risarcimento per danno derivante da un incendio di aziende commerciali? No. Lei sa se una sua azienda ha mai subito un incendio? No. Nessun'altra domanda, Presidente. Pubblico Ministero, mi scusi, l'avvocato Sambataro si sta allontanando? Per questa lista che era stata presentata dall'avvocatessa Fischetti, va bene? Va bene. Grazie. Il pubblico ministero ha domande? Mi scusi, non ho capito bene, lei che attività svolge? Dottore commercialista, sono fiscalista io. Ecco, e che si è occupato nell'ambito della sua attività, si è occupato di tenere la contabilità di chi? Della Framar. Della? Framar SRL. Lei sa chi fossero i soci di questa società? I soci che io ricordo erano il signor Marsiglione Francesco
il fratello Marsiglione Riccardo, comunque poi dovrei vedere bene, ricordo che erano questi i soci. Lei sa che attività svolge il Marsiglione Riccardo? Vigile urbano. Lei conosce il signor Introvaia Salvatore? Sì. Quando l'ha conosciuto e come lo ha conosciuto? Io l'ho conosciuto praticamente perché era un mio cliente pure, veniva in studio da me per la contabilità. E che azienda aveva? Lui un'azienda a Mister Bianco. Però, ripeto, io facevo il fiscalista, quindi lui veniva da me per la redazione dei bilanci e i rapporti, diciamo, con il fisco. Lei faceva il fiscalista, mi pare di capire, sia dell'azienda dell'Introvaia che dell'azienda... Diciamo di sì. Diciamo di sì. Ci vuole dire a che distanza si trovano le due aziende, se lei è mai stato sul luogo? Ma vicine si trovano. Vicine. Vicine, cioè? Ma non so, 1 chilometro, non so. Altre domande? Può andare, dottore. Un attimo, Presidente, un'ultima domanda. Scusi, c'è ancora una domanda. Lei conosce Arcidiacono Francesco? No. Quindi può escludere che è stato socio della Framar di Marsiglione Francesco? Io lo posso escludere, però io non lo conosco. Nessun'altra domanda? Può andare, sì. Allora, il signor Bonaccia Ugo. Presidente, c'è un ultimo test nostro, anziché intercalare, credo che... Il signor Bonaccia è stato citato per errore, solo per questo. Per errore? Il signor Bonaccia mi si è rappresentato che è stato citato per errore. Nel senso che ha raccolto, ha ricevuto lui una citazione che non doveva prendere. Mentre l'altro suo test, qual è, avvocato Russo? Pappalardo Rosarda. Pappalardo Rosarda, subito dopo. No, è stato sempre. Lei è il signor? Bonaccia. Nome? Ugo. Nato? Catania 16360. Residente dove? Masca Lucia, via Pulei numero 4. Avvocato Calì. E lei il direttore responsabile pro tempore della ditta Bartolini? Sono responsabile della ditta Citras di Catania, non Bartolini. Scusi, qual è la differenza tra la ditta Citras e la ditta Bartolini? Citras è una società che distribuisce il nome per conto di Bartolini in Sicilia. Da quanto tempo ha assunto questa ragione sociale la ditta? Beh, non lo so, guardi, perché io sono da Catania da febbraio. Febbraio di quale anno? 96. Fino al febbraio 1996 esisteva a Catania la ditta Bartolini? Non lo so sinceramente, chiaramente l'insegna è Bartolini, però è una società a sé stante che opera in nome per conto dell'azienda Bartolini. Scusi, attualmente vi è la ragione sociale Bartolini o no? No, in Sicilia no, Bartolini è a Bologna. Lei ha ricevuto la citazione per essere qui presente come direttore responsabile pro tempore della ditta Bartolini? Io ho firmato in quanto arriva qualcosa intestato a Bartolini, quindi vedendo che era indirizzata responsabile ho firmato. Comunque lei conosce i fatti a decorrere dalla data del suo insediamento, cioè febbraio 96? Esatto. Possiamo licenziare il test? Questo test sì, insisterò poi. Può andare? La signora Pappalardo Rosarda.
Si accomodi. Legga la formula del giuramento, signore. Può leggere la formula, signore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità complete, per favore. Le sue generalità complete, signore, nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Pappalardo Rosalba, nata a Catania il 24/2/1957, residente a Gravina di Catania in via Vitaliano Brancati 26. Risponda alle domande dell'avvocatessa Rizzo. Signora Pappalardo, conosce Arcidiacono Francesco? Sono qua. Sì. Conosce la MAFA? Sì. Lei ha ottenuto un finanziamento dalla MAFA? Sì. Quando l'ha ottenuto? Ma in diversi periodi, non ricordo adesso. Le sono stati applicati dei tassi superiori a quelli correnti nel mercato finanziario? No. Signora Pappalardo, lei ha fatto le tende in questo ufficio? Sì. Quindi dovrebbe ricordarlo. Ricorda se a questo ufficio cosa c'era per terra, se c'era della mochetta azzurra, se c'era della mochetta? Non lo so, io ricordo le tende a bande verticali che abbiamo fornito noi in tessuto ignifugo e un pochino plissettato. Quindi non ricorda cosa c'era per terra? L'articolo che tratto io sì, gli altri in effetti no. Nessun'altra domanda, Presidente? Pubblico Ministero? Sì, in quale periodo, ci sa dire, lei ha parlato di più occasioni in cui ha fatto ricorso al finanziamento della MAFA. Nel tempo, ci sa dire quando sono stati questi finanziamenti? Se non erro, a partire dal 91 al 92, 93, diverse operazioni loro mi hanno fatto. Ecco, ci sa dire come si era rivolta la MAFA, cioè qual è stato il collegamento? Sì. O la persona, o le persone, o la pubblicità? Sì, non lo loro, so. oltre a essere una finanziaria, cioè hanno anche delle agenzie di assicurazione, infatti io ho delle automobili della ditta intestate a queste agenzie e di conseguenza poi con Franco Mannino noi siamo amici e di conseguenza mi ha fatto anche dei prestiti fiduciari. Quindi questo Franco Mannino sarebbe socio? Non lo so, cioè era lì alla MAFA finanziaria. Ecco, lei sa questo signor Franco Mannino che attività svolge, oltre, se svolge qualche attività, oltre quella di essere socio nella... Non lo so, perché lui col padre c'ha un'edicola in piazza Stesicoro, io lo conosco da vecchia data perché era anche mio compagno di scuola, quindi cioè effettivamente l'attività che lui svolge oltre alla MAFA non so, io l'ho vista anche all'edicola piazza Stesicoro. E quindi lei il Mannino lo aveva conosciuto? Ma da anni, dai tempi quando io avevo 14 anni, tempi della scuola. Non ci sono altre domande? Licenziato della testa può andare, signore? Sì, grazie. E l'avvocato Ruggeri dove è finito? Presidente, l'avvocato Ruggeri si è allontanato per rientrare all'inizio dell'udienza pomeridiana, visto... Ma se gli ho detto che le avrei escussi i suoi testi prima della pausa. Presidente, mi scusi, noi per oggi avevamo citato anche il dottore Castrolina Vincenzo, che però la notifica non è andata a buon fine, e anche il dottore Speranza, che non è presente ma era stato regolarmente citato. Per Castrolina ripetiamo naturalmente la notifica per la prossima, per quando? E allora, se insistete sull'audizione del dottore Speranza? Sì. Per il dottore Speranza possiamo farglielo sapere di ufficio e per tramite cancelleria per l'udienza anche di domani se possibile. È in sede il dottore Speranza o è fuori? Lo sa il pubblico? Fuori sede. È fuori sede. Non è a Roma, per questo probabilmente... Lei l'ha citato a Roma? Sì, al Ministero. Non è più a Roma. Beh, dovrebbe essere citato per venerdì.
Dov'è? E mentre per l'altro test, Presidente, per il dottore Castorina Vincenzo, che è un test sempre per quando lo... Ma il dottore Castorina dove si trova? No, si trova qua a Catania, c'è stato veramente nell'indicazione, avevamo scritto via Alberto Mario senza numero e pertanto non l'hanno citato, c'è stata un'omessa notifica, quindi la dovrei ripetere, naturalmente entro domani non ce la faccio. Quindi dovremmo farlo citare dalla polizia giudiziaria a questo punto, altrimenti non ce la fa neanche per venerdì. Mi chiama il cancelliere, per favore. Il signor Fede, per favore. Il signor Fede. No, signor Presidente, mi scusi, ha detto Fede? Fede, il collaboratore. Fede, non il test, no. Sì, ora provvediamo, avvocato. Ecco, signor Presidente, quindi se quelli relativi ad Orofino, signor Presidente, a cui sono interessato sia io che l'avvocato Ruggeri, possiamo farli slittare all'inizio dell'udienza pomeridiana, Presidente. Ma per forza. Signor Fede, per quanto riguarda i testi, dottore Speranza Vincenzo presso il Ministero degli Interni Roma o non più? Non è più a Roma, è a Reggio Calabria, quindi non so esattamente l'ufficio, comunque non è a Roma ed è per questo quindi che evidentemente... Ma allora vediamo se lo possiamo... Se ci possiamo mettere in contatto subito potremmo sentirlo domani pomeriggio, per esempio. Domani mattina, avvocato, mi pare troppo tardi, comunque lo possiamo sentire. Mentre invece il dottor Castorina, chissà che addirittura tramite un elenco telefonico, perché era mancata l'indicazione del numero clinico. Si pensava che essendo un professionista di Alberto Mario un trattino di strada... allora si manda alla cancelleria di contattare immediatamente il dottore Speranza Vincenzo presso... Immediatamente sono le 13:45. Beh, tramite la squadra mobile di Catania riusciremo a contattarlo. E il dottore Castorina via? Alberto Mario. Può fare una ricerca telefonica, telefonare e vedere se può venire immediatamente nel pomeriggio alle 16 o quando può venire. Per Speranza tentiamo domattina, Presidente. Per Speranza? Beh, nel pomeriggio dovremmo avere già indicazioni, avvocato. Sì. E allora i testi dell'avvocato Catania sono... Speranza dove presso la questura di Catania per sapere dov'è. E poi si cerca. I testi dell'avvocato Catania chi sono? Basile Mario di chi è? No, Presidente, Basile Mario è in posizione Orofino, Presidente. Allora al pomeriggio, Virgate, sì, Sgroi, Basile. Tutti posizione Orofino. Va bene. Allora i suoi testi, avvocato Catania? Questa è stata la lista, sono Riolo, Roccella, Idonia... Aspetta, uno a uno. Riolo, Roccella, Idonia ed Arena. Se non ricordo male, perché la lista l'ho prestata spontaneamente al collaboratore del PD. Allora, Riolo, Roccella... Arena... Riolo, Roccella, Arena e Idonia, mi pare che sia uguale. Sì. Allora, il signor Riolo. Presidente, scusi, approfitto dell'intervento. Dottore Speranza verso la questura di Catania per farmi dire dove rintracciarlo, se decidiamo per domani mattina. No, ma cercare di parlare quando è venuto al più presto. Prima del pomeriggio. Se c'è un numero telefonico, mi sta via e ci fanno telefonare. Sì, per quanto glielo specifichi che per conto dell'avvocato Franco Russo a questa Castorina si sa che qualsiasi invece è stato indicato un avvocato Russo, Rizzo e Catania.
stato chiamato 20 volte, 30 volte, a distanza di un minuto richiamavo. Presidente, scusi, per quanto riguarda il legale rappresentante Bartolini, per quale udienza potrò ripetere la citazione? Avvocato, se lei si riesce a identificare la persona, o la porta a braccio o al più tardi domani mattina ci dà l'indicazione, o nel pomeriggio ci dà l'indicazione, lo facciamo citare tramite polizia giudiziaria, perché venerdì dobbiamo chiudere questa parte dell'attività. Non credo che lei farà più a tempo. E non credo proprio, perché sicuramente si troverà a Bologna, quindi lei capisce la difficoltà che avrò a trovarlo e a citarlo. Addirittura... Eh sì, lo ha riferito il testo, che adesso sono trasferito a Bologna. Quindi deve avere un po' di identificarlo, si metta in contatto telefonico e poi, per quanto c'è possibile, interveniamo noi. E allora magari cercherò di fornire alla cancelleria tutte le indicazioni utili affinché venga citato mediante polizia ma giudiziaria. se lei si mette in contatto direttamente lo può portare a braccio, avvocato, tra domani e venerdì. E comunque udienza ultima entro venerdì 20 giugno. Sì. Grazie. E allora il signor Riovo. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E le sue generalità complete per il verbale, per favore. Non capisco. Riovo Santo, da Catania, il 33 1942. Residente dove, signore? A Clavina di Catania. Via? Via dell'Autonomia 72. Ascolti la domanda dell'avvocato Catania. Signor Riovo, che lavoro svolge lei? Commerciante, ortofrutticolo, al mercato di Catania. Da quanti anni? 43 anni. Lei conosce Aiello Alfio? Dal 93, 92, 93. Può essere più preciso sulla data, se è il 93 o il 92? Credo che sia il 92. Lei vede Aiello Alfio, lo vede qui presente fra di noi? Sì, è vicino a lei. 92 dice primi mesi del 92? 92, avvocato, non... Sì, com'è che lo conosce? Lo conosce nell'ambito del... come lo conosce? Ecco, come lo ha conosciuto? Ma i primi tempi l'ho conosciuto che veniva al mercato per sondare i prezzi e gli articoli che poi lui doveva professionare dopo. Poi dopo ci siamo conosciuti più intrinsecamente perché vendevo della meccia per conto della prima frutta. Quindi veniva al mercato per ragioni, diciamo, della sua attività commerciale? Di lavoro. Qual era la cadenza con cui veniva giornalmente, ogni 2 giorni, ogni settimana? Ma la mattina e la sera, spesse volte anche il pomeriggio, tutte le mattine e quasi tutte le sere. Senta, sì, dica, completi. Tranne mercoledì che la prima frutta è inclusa. Quindi diciamo con cadenza giornaliere più volte al giorno. Senta, l'Aiello, lei lo ha mai visto senza baffi? O lo ha, dico, ecco, c'è questo particolare, lei intanto procediamo con ordine. Completamente. Cioè completamente cosa intende dire? Sempre con i baffi. Cioè da quando lei lo conosce l'ha sempre visto con i baffi? Sempre. Presidente, non ho altre domande. Pubblico Ministero. Che attività lavorativa ha detto che svolge? Con lei sopra, sì io. Commissionario ortofrutticolo. Lei si prende un periodo di ferie? Mai, magari a Dio. Quindi non ha mai preso vacanze? L'ho preso 2 anni fa per una settimana. Non per sapere i fatti suoi, dove le ha trascorse? Prego? Dove le ha trascorse? Una piccola crociera. Il signor Aiello Alfio era con lei? Completamente. Mi sono portato a mia moglie. È normale, mi scusi.
Senta, la sede della Prima Fruit dove si trova esattamente? Ma alle spalle del mercato. Alle spalle del mercato, quale mercato? San Giuseppe l'Arena. Mentre la sua attività... Dentro il mercato. Dentro il mercato. Senta, lei sa se nella zona di Zia Elisa la Iello Alfio avesse qualche casolare, qualche deposito? Non mi risulta. Almeno per me, io non lo so, guarda, Lei lo sa se la Iello Alfio è interessato anche in altre ditte oltre quella di cui lei ha detto? Sempre venduto per la Prima Frutta. Com'è? Io ho sempre venduto mece per la Prima Frutta. Ma lei lo sa se la Iello gestisce o comunque è socio in altre attività, in altre società? Completamente. Cioè completamente non lo sa o lo esclude? Lo escludo perché lui sempre fattura con a nome della Prima Frutta. Io ho sempre venduto mece a nome della Prima Frutta. Ho sempre fatturato a nome della Prima Frutta. Io non sto facendo riferimento ad altra società che si occupa sempre del settore in questione. Mettiamo di società che si occupino di edilizia o di altro, lei lo sa se il... Completamente, non io lo so dire. Non me lo sa dire? Non lo so, non lo so. Non lo sa. Mentre per quanto riguarda questa attività relativa alla Prima Fruit, sa se la Iello avesse altri soci? Ma non credo che sia socio, credo che sia un impiegato, non mi è mai stato detto che è un socio. So che è un impiegato della Prima Frutta. E la società invece a chi appartiene? Alla Prima Frutta? E lo sa chi non lo so. Specificamente il ruolo della Iello Alfio all'interno della Prima Frutta qual è? Quello che fa dentro la Prima Frutta non lo so, io so quello che fa lui dentro il mercato, che compra la mece per la Prima Frutta. Lei ha avuto modo mai di parlare con la Iello Alfio o dei proprietari della Prima Frutta? Io ho avuto modo di parlare solo con il signor Iello Alfio durante le contrattazioni. Contrattiamo la merce, me la dai a torto, te la posso dare, te la posso mettere a torto, basta, tutto finisce lì. Non ho un seguito con il signorello. Cioè non ha? Non ho seguito con il signorello, io lavoro soltanto la mattina al mercato, oggi ci vendo, domani non ci vendo, stasera ci vendo, domani non ci vendo. È solo un... Senta, lei sa se la Iello Alfio ha un fratello? Non glielo so dire, guarda. Abbiamo finito, Presidente. Possiamo licenziare il testo, può andare. Grazie. Il signor Roccella. Io non credo di aver visto sinora il signor Aiello Alfio in aula. E appunto dico, qual è la sua posizione? È stato sempre assente o c'è una dichiarazione di contumacia? No, credo che alle altre udienze sia venuto, però sinceramente non devo dire, perché peraltro ho incominciato ad assistere già al dibattimento iniziato delle udienze. No, credo che sia presente, insomma, libero assente. Come si chiama l'altro test, Presidente? Roccella? Roccella. Finiamo? Ho capito, ci sono. Presidente, mi scusi, per quanto riguarda il dottor Speranza, chi è che deve provvedere? La cancelleria. Vuole leggere, signor Roccella, lei sì, vuole leggere la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità complete per il verbale, per favore. Nome, cognome, luogo, data di nascita, luogo di residenza.
Roccella Vito Alessandro, nato a Catania il 27/8 del 58, residente a Sant'Agata dei Battiati, via del Bosco numero 4. Rispondo alle domande dell'avvocato Catania. Signor Roccella, lei conosce Aiello Alfio? Sì. Da quanto tempo lo conosce? Circa 20 anni. Da quando oltre a conoscerlo, da quando lo frequenta, se lo frequenta? Da 20 anni circa, ci siamo conosciuti a scuola a 17 anni circa e da quel periodo in poi ci siamo sempre frequentati. Vi frequentate perché siete amici o vi siete frequentati anche per ragioni lavorative? Siamo frequentati sia per un rapporto di amicizia e successivamente anche per rapporto lavorativo. Lasciando perdere gli ultimi 15 anni, i primi 15 anni, negli ultimi 5-6 anni, lei ha avuto modo di vederlo quotidianamente, il signor Aiello, o settimanalmente, o con che cadenza? L'ho sempre visto periodicamente, proprio al massimo non ci vedevamo per 3-4 giorni, ma poi ci vedevamo continuamente. Continuamente? Sì. Lei ha mai notato lo Aiello senza baffi? No, mai, li ha fatti crescere quando eravamo a scuola insieme, ci siamo conosciuti 17 anni e da quella volta in poi non li ha più tolti. Non ho altre domande, Presidente. Pubblico Ministero. Che attività lavorativa svolge il signor Aiello? È responsabile degli acquisti dell'azienda della quale io sono il titolare. Cioè? Un'azienda che si occupa di prodotti ortofrutticoli. Come si chiama questa azienda? Prime Frut. Prime Frut. Sì. Lei è addetto in questa azienda? Titolare e amministratore. Titolare e amministratore. Da quando? Da sempre. Cioè da quando è stata costituita. Vi sono soci in questa azienda? Può ripetere la domanda? I soci di questa azienda, di questa Prime Frut? Sono io e Riolo Vittorio. Da quando? Da quando l'ho costituita sono uno dei soci. Riolo Vittorio è subentrato nel 90, fine 92, no 93, Riolo. Io da quando è stata costituita. Senta, lei sa se l'Aiello Alfio si occupa anche di altre attività? No. Lo esclude o non lo sa? No, in questo momento di nessun'altra attività. Dal 92 in poi questa è la sua unica attività. Lei sa se l'Aiello Alfio ha fratelli? Sì. Li conosce uno o più? No, uno. Lo conosce personalmente? Sì, del resto una volta che eravamo compagni di scuola con Alfio e ci frequentavamo assiduamente, di riflesso conoscevo anche il fratello. Che differenza di età c'è con il fratello? Ma all'incirca credo che siano 8 anni, 7 anni, 10 anni, cioè esattamente non lo so che età ha il fratello, ma all'incirca l'età è quella. L'altro fratello sa se porta i baffi? L'altro fratello di Aiello, di Alfio? Sì. Anche lui li ha sempre portati? E questo io con esattezza non glielo so dire, però che io mi ricordo sì, perché la frequentazione ci vedevamo assiduamente con Alfio, col fratello no, non c'era un rapporto di amicizia, ma era soltanto un rapporto conseguenziale all'amicizia che c'era con Alfio. Senta, lei è mai stato in Romania? No, mai. Sa se Alfio Aiello c'è stato in Romania? Questo non lo so. Lei è mai partito per vacanze, per viaggi particolari? E lei si riferisce cioè al di fuori dell'Italia oppure in Italia? Tutto quello che... Negli ultimi cioè anni... lei ogni anno, negli ultimi 5-6 anni, ha mai fatto dei viaggi o in Italia o all'estero? Sì, all'estero 2 anni fa Tenerife, poi in Italia per motivi di lavoro Milano, Bologna, Fondi che è provincia di Latina. Tenerife quanti giorni c'è stato? Se non ricordo male 2 settimane. È stato sempre con l'Aiello? No, attenzione, io da solo, non con l'Aiello. Ah, non con l'Aiello. Io mi riferivo... No, siccome ha detto che per cadenze di 3-4 giorni massimo non vedeva l'Aiello, pensavo se lo fosse... Io sto riferendo che sono stato a Tenerife 2 anni fa, nel 90, se non erro, mi pare sia 94. Senta... L'unica volta che sono andato fuori,
diciamo, fuori Italia. Poi sono sempre stato qui in Italia per motivi di lavoro 2, 3 giorni, 4 giorni. Senta, nella Prime Frutto quanti sono i dipendenti? E ad oggi? Ad oggi? Negli ultimi 5-6 anni, più o meno il numero dei dipendenti? Mediamente dagli ultimi 2-3 anni sono da 15 a 12, a secondo i momenti di bisogno, diciamo, lavorativo. Il signor Alfio Iello ha mai avuto le ferie durante la sua attività presso la Prime Frutto? No, non ci sono stati dei periodi di ferie, perché purtroppo il nostro è un lavoro che ci impegna quotidianamente. È l'unico che si occupa, diciamo, del settore contrattazioni, acquisto merci, mi pare? Sì, diciamo che il settore degli acquisti lo segue fondamentalmente lui e io. Diciamo, siamo noi due le persone che ci occupiamo dell'acquisto. E quindi non ha mai beneficiato di ferie? No, se non limitatamente a pochi giorni. Cioè questo non risulta neanche documentalmente presso la Prime Frutto, se sono state non c'è un registro, un qualcosa? Sì, il registro c'è, ma questo glielo posso assicurare che al massimo il periodo di ferie può essere stato di 3-4 giorni, 5 giorni. E gli altri? Se c'è stato, diciamo, è documentabile, non è... E gli altri impiegati? No, gli altri impiegati usufruiscono delle ferie secondo le esigenze aziendali. E cioè quanto è il... Ma al massimo i 10 giorni consecutivi, io intendo come consecutivo, poi ogni dipendente usufruisce delle proprie ferie secondo... Ma poi vengono concesse nell'arco di un anno queste ferie? Sì, certo. E questo risulta da dove? Dal libro matricole, dalle buste paga, da quelli che sono i documenti ufficiali. Quindi consultando queste carte presso la sua ditta è possibile verificare questo? Domanda? Mi scusi, può ripetere esattamente di che cosa si occupa la Prime Frutto? La Prime Frutto si occupa di lavorazione, selezione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli. Quindi commercializzazione anche? Sì, la fase finale è la commercializzazione. Di prodotti agricoli finiti oppure prodotti già, cioè no, lavorati oppure... No, diciamo il nostro, generalmente lavoriamo con semi lavorato, poi diciamo, la fase di finissaggio, come la definiamo noi, la facciamo in azienda. Ecco, la vostra clientela... Sì. Noi lavoriamo fondamentalmente con grande e media distribuzione, quindi supermercati SMA, Conad... Ecco, lavorate... a Catania o in Sicilia? No, il nostro è diciamo, il nostro mercato operativo è la Sicilia. Soltanto la Sicilia? Sì, del resto considerando che da pochi anni che abbiamo intrapreso questa attività. Da quanti anni? Dal 90, l'azienda è stata costituita a metà del 90. Ecco, che forma societaria ha la Prima? Una SRL. Ecco, chi sono gli altri soci? Sono io e Vittorio Riolo. Come? Sono io, Roccella, e Riolo Vittorio. La disponibilità, la sede della vostra società dov'è? È in via Forcile numero 9. E dov'è? È diciamo, per avere un punto di identificazione, alle spalle del mercato ortofrutticolo. Ecco, avete la disponibilità di altri locali nella zona? No, anticipo, diciamo, la sua domanda, perché l'unica sede legale e operativa è lì, non abbiamo altre sedi. Perché anticipa la tua domanda? Avvocato Catania? Può andare il signor Roccella. Signor Arena. Si sieda, signora. Dovrebbe leggere la formula di giuramento, quella dall'ufficiale giudiziario. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. La sua generalità completa per il verbale, signor Arena. Arena Nunzio, da Catania, 1 3 del 53.
Risiede dove? A Catania, in via Residenza numero 7, Scalava Lasinale. Sì, ascolti la domanda dell'avvocato Catania. Signora Arena, che lavoro svolge lei? Commissionario ortofrutticolo. Da quanto tempo svolge questa sua attività? Da quanto tempo lavoro al mercato? Da una trentina d'anni, come commissionario da 15 anni. Lei conosce il signor Aiello Alfio? Sì. Se si guarda in giro lo vede in grado di individuarlo? Io sono qui ad esempio, signor Arena. Vedi sotto il tavolo. Sì. Lo vede in aula il signor Aiello Alfio? Sì. Può indicare dove? Il signore là. Com'è che ha conosciuto lo Aiello? Ma viene ad acquistare merce per la ditta Primi Frutta. Viene dove? All'interno del mercato ortofrutticolo? Sì. Con che cadenza viene? Ma io lo vedo tutti i giorni. Cioè viene tutti i giorni? Diciamo tutti i giorni, sì, in linea di massima, se poi ne compra da me, non compra, però al mercato lo vedo scendere giornalmente. E questo da quando? Ma credo dall'inizio del 92 in linea di massima. Fino ad oggi? Cioè continua tuttora in questa sua attività il signor Aiello? Sì. Lei ha notato il signor Aiello senza i baffi o l'ha sempre notato con i baffi? Ma sempre così. Sempre così che vuol dire? Sì, sempre per come lo vedo attualmente. E dico, attualmente io lo vedo con i baffi, lei lo vede? Sì, con i baffi. Le è mai capitato un periodo in cui le ha detto, ma lei come mai, non so se vi date del lei, ti sei levato, si è levato i baffi, ha notato qualcosa di simile, hanno avuto modo di commentare una circostanza simile? No, guardi, non mi ricordo di averlo visto mai senza baffi. Non ho altre domande, Presidente. Grazie. Il Ministero? Mi scusi, da quanto tempo lo conosce al signor Aiello? Da quando egli acquista per la Prima Frutta, dal 92. Conosce anche il fratello, sa se c'ha fratelli il signor... No, io ho rapporti di lavoro con lui, con la sua ditta. Quindi non sa se c'ha fratelli? No. Sa se il signor Aiello ha avuto qualche vicenda giudiziaria? Sì. Ma non sa se questa vicenda giudiziaria riguardava anche fratelli del... No. Che giustamente lavora al mercato, per cui... dove l'ha preso che ha avuto questa vicenda giudiziaria? So che ho avuto dei problemi così. Sì, ma dico, lei da chi l'ha preso, come l'ha preso? Ma là all'interno del mercato naturalmente. Siamo 140 operatori, un paio di meno di persone che lavorano al mercato. Sui giornali ha avuto... Gli direi una bugia. Una bugia dire sui giornali o attinto da altre persone. Ciò che l'ho saputo naturalmente. Grazie. Prego. Altre domande? Può andare il signor Arena. Il signor Idonia. Per i signori difensori io voglio ricordare che le giornate destinate a questa parte dell'istruttoria dibattimentale che rimangono sono quelle di domani e di venerdì, dopodiché non dedicheremo altre attività. Poi volevo ricordare ancora che avevo accennato all'udienza precedente, si prospettava la possibilità della creazione di indici dei verbali della cosiddetta informatizzazione del processo in unico dischetto, eccetera, che dovrebbe essere fatto secondo le forme della perizia. E anche su questo vorrei che esprimeste la vostra opinione entro venerdì, diciamo, anzi entro giovedì. Giovedì non c'è udienza, allora entro domani sera, in modo che se del caso venerdì facciamo venire il perito e abbiamo senz'altro l'incarico. Allora, il signor
vuole leggere la formula del giuramento. Che legge? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Lei si chiama? Idoneo Salvatore. Dove è nato, signor Idoneo? A Catania. Quando? 1/12/63. Risiede a Catania? Sì. Avvocato Catania, può procedere. Ascolti la domanda dell'avvocato Catania, signor Idoneo. Signor Idonea, lei conosce Aiello Alfio? Sì. Da quanto tempo lo conosce? Da un paio di anni. Un paio di anni cosa intende dire? 4, 5, 2? Cosa intende per un paio di anni? 5, 6 anni, 7 anni. Cerchi di essere, non glielo devo dire io, me lo deve dire lei, signor Idoneo. Dice un paio, poi dice 6, 7. Cerchi di essere preciso. Un paio di anni, no? Mi deve dire, secondo lei, un paio, quanti sono? Siamo nel 96, allora siamo nel 96. Siamo nel 90, lei lo sa che siamo nel 96 sì. Attualmente, no? Rispetto a adesso che siamo nel 96, indichi l'anno, quando l'ha conosciuto? Ma circa 7 anni fa. Com'è che l'ha conosciuto, signor Idoneo? Dov'è che l'ha conosciuto? Allora. Lavorare dove? Lei dove lavora? Lavoro alla Prima Frutta. Quindi l'ha conosciuto alla Prima Frutta? No. E dove l'ha conosciuto? Siamo conosciuti al Consorzio Agrario. E il signor Aiello al Consorzio Agrario che ci faceva? Era là, il responsabile, lavorava. Era il titolare, quindi il signor Aiello era titolare del Consorzio Agrario. Lei che era un dipendente del signor Aiello al Consorzio Agrario? Sì. Oh. Quindi l'ha conosciuto già in quegli anni? Sì. Poi lei lavora adesso alla Prima Frutta, ha detto? Sì. E nel corso di questi anni, sia diciamo alla Prima Frutta, quindi lei lavora e dipendente, va tutti i giorni? Io, sì. Il signor Aiello con che ritmi avviene giornalmente anche lui? Certo, tutti i giorni. Lei il signor Aiello lo vede, no? Lo vede che è vicino a me, ecco. Il signor Aiello è sempre stato, che corporatura ha avuto nel corso di... Sempre così, grosso. Robusto, grosso dice lei. E ha sempre portato i baffi o no? Certo, sì. Sempre ha portato i baffi, da quando lo conosco io. Cioè da quando lei lavorava presso di lui al Consorzio Agrario? Sì, sì. Lei lavora tuttora al Prima Frutta? Sì. Non ho altre domande, Presidente. Pubblico Ministero. Mi scusi, il Consorzio Agrario dove si trova? Ha sentito qua? Il Consorzio Agrario dove si trova? Sferro. Dove Sferro rispetto all'autostrada Catania-Palermo? Sì, allo svincolo Gibini. Allo svincolo? Dei Gibini. Gibini. Aspetta, c'è una domanda poi. Sì. Ce lo vuole descrivere questo Consorzio Agrario di Sferro? A Sferro, vicino c'è un piccolo paesino che si scende e poi va verso Catena Nuova. Sì, no. E quindi a quanti chilometri è da Catena Nuova, su per giù? Da Catena Nuova? Da Catania a Sferro? No, da Sferro a Catena Nuova, se lo sa, se non lo sa, niente. No, da Catena Nuova a Sferro non lo so io. Non lo sa. Ce lo vuole descrivere, cioè questo Consorzio Agrario? Come lo puedo descrivere? Cioè, come è fatto? Che cos'è? C'è un capannone, due capannoni? Che c'è tutta la ringhiera da fuori. C'è? Una ringhiera, una strada, che costeggia una strada, non lo so. Come devo rispondere? Ma dico, c'è un cortile davanti a questo capannone? Certo, c'è uno spiazzale. E c'è qualche abitazione sopra il capannone? Un'abitazione c'è, però non ci sta nessuno. Lei sa se c'è qualche altra nelle vicinanze, c'è qualche altra, qualche altro locale che appartiene al consorzio? No.
Di fronte c'è un consorzio di bonifica, quello dell'acqua, non è che appartiene al consorzio Carica. Cioè, e di fronte c'è dall'altra parte della strada? Di fronte con il consorzio quello Carica. Di rimpetto, faccia con faccia. Quasi di rimpetto. E come si accede a questo consorzio? Come? Come si entra in questo consorzio di bonifica, come ha chiamato lei? Col cancello, c'è un cancello che si C'è un cancello. Non ci sono altre domande? No, un attimo solo. Senti, no, io non abbiamo finito. Scusa. Sì. Senta, alla Prima Frutto il signor Aiello Alfio di che cosa si occupa? Compra delle mecce al mercato. Senti una cosa, lei ha conosciuto il fratello del signor Alfio Aiello? Così di vista qualche volta. Lo sa come si chiama di nome? Di nome lo sa come si chiama? Non me lo ricordo. Mentre il signor Eugenio che lei l'ha conosciuto? No, mai. Signor Fede. E c'è un'opposizione. Due neomani. Qual è la orecchia? Qual è la... Vabbè, la risposta no. Aspetta, avvocato, se no non lo capisco. Qual è la domanda? Eugenio Galeri, io non ho interesse personale. Sì, si accoglie l'opposizione. Senta, il fratello del signor Alfio Aiello sa se c'ha i baffi? Certo che ce l'hai i baffi. Ma chi? Il signore. Signor Aiello chi? Sì, Alfio. Alfio c'ha i baffi. Senta una cosa, no, io le avevo chiesto un'altra cosa. Se il fratello invece avesse i baffi. Sì, ce l'ha anche i baffi. Ce l'ha anche i baffi. Senta, non faccio la domanda, Presidente. Abbiamo finito. Avvocato Catania, può andare, signor Idonia. Avvocato Catania, in via Alberto Mario non esiste Castorina Vincenzo? Sulla guida telefonica non c'è questo. Come? Mi posso informare qual è il nuovo indirizzo? Allora se può contattarlo lei direttamente, lo porta a braccio. Allora, per domani, Presidente? Per domani, sì. Domani? Per domani, sì. E se non dovesse arrivarci per venerdì? No, ce lo fa sapere la mattina che noi lo convochiamo per il pomeriggio con la cancelleria. E dunque, allora sospendiamo per un'ora, poi riprendiamo per sentire altri 4 testimoni che rimangono. Per quella rinunzia ai testi, la verbalizziamo adesso? Sì, certo. E la difesa di Emanuele Natale rinunzia ai testi presentati in lista previsti per oggi, che sono Leonardi, Anastasi, Paolone e Gangi. Grazie. Allora, dica ai testimoni che sono rimasti che si possono assentare e ritornare qui alle 15:30.